Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. A te la linea.
And we are staying alive, come cantavano nel 1977 i Bee Gees. Noi continuiamo a vivere. Beh, del resto questo è il giusto epitaffio e il giusto cartiglio per la puntata numero 899 di Zoom. Domani saremo a quota 900, signore e signori. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa appunto è la puntata, ve lo ripeto, 899 di oggi, mercoledì 11 dicembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un bellissimo giornale online. Quindi fesso chi non legge radiolibertà.net, perché chiaramente vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto molto altro ancora. Avete ascoltato i Bee Gees appunto con Stayin' Alive, tra l'altro in versione presa da un vinile, siamo gente di livello. A noi grazie a 1977 dalla colonna sonora della febbre del sabato sera. Sono le 18 e quasi 14 minuti qui sulle nostre magiche onde, e in particolare vi preannuncio che alle 18:30 vi portiamo a Napoli, precisamente alla stazione Antonio Anton Dorn, e in particolare vi portiamo a conoscere insieme a Paola D'Amico Rosario Balestrieri, che appunto è il primo ornitologo della stazione Dorn in quel di Napoli. Quindi parleremo di animali, di volatili e di molto molto altro ancora. Nel frattempo noi proseguiamo la nostra trasmissione, vi diamo come sempre le nostre coordinate alle quali ci potete trovare: 340 670 9659 se avete voglia di inviarci le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure se preferite intervenire per telefono 029294 7222 e potrete usufruire del magnifico strumento ideato da Antonio Meucci. Andiamo a dare nel frattempo un'occhiatina alle agenzie, che cosa succede in questo nostro vasto mondo questa sera alle 18:15 minuti e 10 secondi. Qui c'è l'ANSA, ogni tanto una buona notizia: l'operazione è avvenuta 2 settimane fa, trapiantato un cuore sempre battente dal prelievo all'impianto. L'intervento eseguito nell'azienda ospedaliera di Padova su un uomo di 65 anni. Sapete che in questi casi generalmente il nuovo cuore viene congelato a temperature sotto zero, viene fermato, impiantato e poi rimesso in funzione. Invece questo è un cuore che in realtà non è mai morto, non ha mai sperimentato la morte. Abbiamo poi la visita di Sua Maestà il Re di Spagna Pennellone, perché è alto più di 2 metri, il mitico, il grande Felipe VI alla Camera. Non possiamo allontanarci dal cammino europeo. Il sovrano spagnolo ha ricevuto il grande onore di parlare davanti al Parlamento riunito questa sera in seduta comune. Ancora la presentazione di Fotoanza a Milano. Fontana, chi puntava sul Green Deal ora parla di automotive con un bellissimo voltafaccia, aggiungeremmo anche noi. I migranti, una bambina aggrappata a un salvagente salvata in mare, era su una barca con 45 persone. Una storia che viene pubblicata dall'ANSA: nessuno va alla festa della figlia, i genitori donano i regali arrivati dopo aver raccontato l'episodio. Io trovo veramente miserabile non andare alla festa di compleanno di una bambina. E poi un nome che ha accompagnato generazioni di scolari italiani, ma anche generazioni di impiegati, di uffici e molto altro ancora. Chiunque abbia avuto a che fare con la carta conosce questo marchio. A Fabriano prodotta l'ultima bobina di carta, spenta la storica macchina F3. I 174 dipendenti dei siti di Vetralla e Fabriano saranno in cassa integrazione straordinaria. Quindi finisce anche l'epoca
della carta in quel di Fabriano. Voglio dire, che cosa ci sta restando in questo paese, a parte il mangiare, un po' di abbigliamento, non so davvero che cosa ci sia. Andiamo a dare un'occhiatina alla BBC. La BBC ci dice in diretta che i ribelli siriani, quelli che hanno appunto scalzato la dinastia degli Assad, hanno ben pensato di dare fuoco alla tomba del padre di Bashar Assad. Hanno deciso di dare fuoco appunto alla tomba di Hafez al-Assad nella cittadina natale dell'ex presidente. Abbiamo poi una vicenda francamente disgustosa, perché chiaramente è la storia appunto della povera Gisèle Pelicot, che è stata fatta violentare dal marito. Bene, ci sono qualcosa come 50 uomini che sono coinvolti all'interno di questo processo. Scrive la BBC, sono giovani, vecchi, grassi, magri, bianchi, neri, tra di loro ci sono dei pompieri, camionisti, soldati, guardie di sicurezza, un giornalista e persino un DJ. Questi sono i 50 uomini che sono stati accusati di aver violentato Gisèle Pelicot su istigazione di suo marito, Dominique Pelicot, 72 anni, che l'ha drogata per un decennio con dei sonniferi. Il fatto che loro rappresentino ampiamente un microcosmo della società francese significa che sono stati chiamati Monsieur Tout le Monde, il signor Everyman, insomma sono gente comune. La prossima settimana riceveranno ovviamente la sentenza al termine di un processo che è cominciato a settembre. Se saranno ritenuti colpevoli, collettivamente si trovano davanti a qualcosa come 600 anni di galera. Alcuni di loro hanno provato a fare i duri, ma molti di essi guardano a terra mentre rispondono alle domande che vengono poste dagli inquirenti e guardano in alto a volte soltanto per incontrare gli occhi dei loro avvocati e averne delle rassicurazioni. Una storia veramente squallida e infamante che, ricorderete, arriva dalla Francia. Ma sono le 18:20. Se siamo pronti dovremmo avere No, Lorenz, a proposito, buonasera a te e buon lavoro, caro Lorenz, che mi permetti di proiettarmi qui alle orecchie e agli occhi di chi ci sta seguendo sia attraverso la Radio DAB che attraverso il canale Twitch, YouTube e molta altra bella roba ancora, perché vi ricordo che noi possiamo essere seguiti anche attraverso Facebook e soprattutto sul canale 252. Questa è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi, se permettete, 252 del digitale terrestre, dove è possibile non soltanto ascoltarci con un televisore normale, ma soprattutto è possibile procedere potete ascoltarci attraverso una smart TV collegata a internet, che quindi vi permette di essere dei nostri. E naturalmente stiamo aspettando il qui Parlamento per le 18:20, perché adesso dovremmo avere, se riusciamo a contattarlo, l'onorevole Gianangelo Boff, che ci parlerà del DL Ambiente. Niente, l'onorevole Boff non risponde, quindi possiamo saltare questo segmento della trasmissione. I telefoni sono aperti allo 029294 7222, se avete voglia di dire la vostra, se volete intervenire a commentare le ultime notizie. Lorenz, fai una bella cosa, telefona a Paola D'Amico, che così anticipiamo allora la pagina dedicata agli animali e così possiamo entrare direttamente in comunicazione con i nostri ospiti di questa sera, se a te va bene. Ecco qua, così saltiamo. Vedete, questo è il bello della radio, è possibile cambiare le cose in corsa e non succede niente di grave, nessuno si fa male. Si possono fare equilibrismi in corsa e nessuno si fa male, per fortuna. Provate a farlo
su un'automobile, no, meglio di no, in automobile non fatelo che è molto meglio. Allora, la DN Kronos, mentre aspettiamo Paola D'Amico, attacco ucraino in Russia, missili sull'aeroporto di Rostov, Mosca, reagiremo. Secondo fonti USA, la Russia potrebbe presto usare un altro missile, Oreshnik, che come sapete è un missile ipersonico. Milano, abusi sessuali e sevizie su un 16enne disabile, fermati un 14enne e un 44enne. La vittima trovata seminuda mentre vagava per le vie di Milano in evidente stato di shock. Una storia che francamente quando l'ho sentita stamattina alla radio mi ha veramente ferito. Camion travolge e uccide mamma 34enne a Milano, trovato e arrestato l'autista. L'uomo era fuggito dopo l'incidente. Si tratta di un 24enne, illesi i gemellini figli della donna e la nonna dei piccoli. Dall'Austria abbiamo un problema perché centinaia di fiale di virus mortali sono sparite da un laboratorio ed è giallo. Precisamente i 323 campioni contenevano il letale virus Hendra, lissavirus, antavirus. Il ministro della salute, nessuna prova che il virus Hendra sia stato trasformato in un'arma. So io dove si dovrebbero ficcare le fialette. Infine, Report, San Giuliano e la moglie presentano 2 esposti in procura, la consegna dell'audio è un illecito. Ma adesso sigla, l'amica degli animali. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Oh, e adesso sua soavità Paola D'Amico dovrebbe essere al telefono. Esattamente, sì, perché io sono poco tecnologica e non ho ancora fatto questo passaggio per collegarmi con voi e farmi vedere in video. E però tu ti ho anticipato, questa è una puntata un po' particolare e mi piace molto l'idea perché abbiamo coinvolto ed è con noi stasera un ospite, un ragazzo giovane, un ornitologo, il primo ornitologo che è, diciamo, arruolato all'interno della stazione Anton Dohrn, la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Quindi spero che sia un piacere anche per voi. E saluto anche Rosario, poi lascerò la parola a voi due. Io volevo soltanto fare una piccola introduzione, perché è così importante questa stazione zoologica di cui non abbiamo parlato fino ad oggi, che ha 152 anni di storia, venne fondata da un signore appunto che si chiamava Anton Dohrn, che quando arrivò a Napoli da Pomerania aveva 32 anni. La Pomerania, che prima era il confine, diciamo, era suddivisa un po' tra Germania e Polonia, adesso comunque fa parte, diciamo, della Polonia, questa zona molto interessante, un tempo faceva parte del Sacro Romano Impero, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Anton Dohrn studiò praticamente zoologia e medicina e a un certo punto venne introdotto alle opere e alla teoria di Charles Darwin e quindi venne un grandissimo difensore della teoria dell'evoluzione per selezione naturale e quindi si dedicò alla raccolta di dati, di fatti, idee a sostegno del darwinismo e soprattutto dopo aver girato l'Europa, diciamo da Amburgo, Scozia, fino a Messina, decise di dare vita a un progetto per coprire, lui sognava in grande, il globo con una rete di stazioni di ricerca biologica. E quindi pensate 152 anni fa quanto era avanti quest'uomo. E a casa Dorna però, attenzione, perché è una storia molto particolare, durante la seconda guerra mondiale e divenne una terra di salvezza perché accolse tantissimi perseguitati, gente da tutto il mondo che sperava appunto quindi di continuare a lavorare a fare ricerca durante la tragedia che colpì l'Europa. Ecco, allora perché abbiamo chiesto a Rosario Balestrini, ornitologo, che esce dalla importantissima Università Federico II di Napoli, una delle più autorevoli e importanti università italiane, di essere con noi perché sta facendo un lavoro straordinario di citizen science, cioè di coinvolgimento dei cittadini, della gente comune in un progetto di ricerca che veramente è unico, per capire, studiare i volatili, capire il comportamento. Questo lo fa con un collega di cui poi ci parlerà lui. È un progetto che si chiama In volo in un mare di video
praticamente studiare gli animali che si immergono in acqua, che si tuffano, che fanno il zoom in acqua per cacciare, comportamenti che altrimenti sarebbe impossibile capire e studiare. E allora, Rosario, ben trovato. Buonasera. La parola Antonino, e ci racconti questo progetto. Antonino, quando voglia, fa anche tue domande, che magari è più facile, visto che voi li potete anche vedere in video. Sì, no, io volevo partire prima di tutto presentando il nostro ospite, perché Rosario Balestrieri, che è il primo ornitologo che è stato assunto appunto alla stazione Dorn, ma soprattutto è consigliere del CISO, Centro Italiano Studi Ornitologici, e presidente dell'Associazione di Tutela Ambientale Ardea, che tutela l'avifauna in Campania, scusate. Tra i 15 e i 16 anni ha scoperto questa passione per l'avifauna, perché voleva diventare uno zoologo, si è laureato in scienze naturali, ha conseguito un dottorato e poi ha lavorato prima per l'ISPRA e poi per il CNR. E allora, intanto... Tutto vero, confermo. Ecco, intanto buonasera, ben trovato e grazie del suo tempo, dottore. Ma diciamo così, l'avifauna, ecco, io leggevo che tra l'altro l'avifauna marina, o meglio, gli uccelli marini sono stati riconosciuti all'interno della cosiddetta avifauna. Come mai la legge ha avuto bisogno di un aggiornamento? Come mai gli uccelli marini solo ora vengono presi in considerazione dalla legge, prima di tutto? No, allora mi spiego meglio. Gli uccelli marini hanno sempre fatto parte del concetto di avifauna. Per avifauna si intende avi, uccelli, fauna selvatica, quindi fondamentalmente non fanno parte dell'avifauna gli uccelli domestici. Quello che si riferisce sull'avifauna marina è rispetto alla stazione zoologica, che è l'ente di ricerca di cui parlava prima Paola D'Amico, che è un ente di ricerca che nasce per trovare in mare le prove dell'evoluzione. E gli uccelli nell'immaginario collettivo e fino a poco tempo fa anche rispetto alle linee di ricerca di questo ente di ricerca erano sempre stati considerati qualcosa di terrestre. E quindi all'interno di questo percorso, per tutta una serie di motivi che se volete vi dettaglio, è stato incluso questo gruppo animale rispetto all'avifauna marina nelle linee di ricerca di questo prestigioso ente di biologia marina. Effettivamente, se uno pensa al mare, pensa prima alle balene, poi pensa agli squali e poi magari alla barriera corallina, però senza pensare che le balene sono mammiferi esattamente come il nostro cane. Il discorso è molto simile, solo che nel nostro caso le berte, che sono questi uccelli che ho dietro di me, che fanno parte del gruppo dei procellariformi come gli albatros, sono l'equivalente delle balene, solo che abbiamo più difficoltà a riconoscerlo perché mancano le conoscenze di base per comprendere quello che ho appena detto fondamentalmente. Ecco, a maggior ragione il suo progetto di ricerca su che cosa si muove, su quali linee si muove? Allora, mi rifaccio all'ultima iniziativa, quella appunto indicata da Paola, che è In volo in un mare di video, che è l'iniziativa di Citizen Science, che fondamentalmente vuole andare a descrivere il comportamento, l'etologia degli uccelli marini quando sono sott'acqua. Quindi non quando ci volano sopra, non quando sono visibili a tutti quelli che passeggiano sul lungomare o che sono in barca, ma quando sono al di sotto della superficie. Questo perché non molti immaginano che gli uccelli marini stanno anche parecchio sotto. Facendo il caso estremo dei pinguini, si è scoperto di recente che il pinguino imperatore può scendere a pesca fino a 530 metri di profondità e può stare in apnea quasi mezz'ora. Però. Per cui è quello che fa in ambiente subacqueo è quasi del tutto sconosciuto. Questi aspetti di etologia subacquea sono sconosciuti per la stragrande maggioranza degli uccelli marini, anche quelli che vivono in Mediterraneo. Ad esempio, abbiamo specie meno note del pinguino come il marangone dal ciuffo, che pure ha una lunghe fasi di apnea,
può raggiungere senza problemi 50 metri di profondità, ma non sappiamo se quando va a pesca si coordina con individui della stessa specie, sappiamo davvero poche cose. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a chi si immerge, che spesso va in giro con una GoPro, che se filma un uccello sott'acqua di inviarci video. Il progetto esiste da un mese e al momento abbiamo raccolto una quarantina di video di 12 differenti persone che hanno già conosciuto il progetto e inviato qualcosa, e tra questi video abbiamo già visto degli aspetti interessanti. Ad esempio abbiamo visto che una specie, non posso spoilerare quale perché aspettiamo di pubblicare prima di dire in dettaglio cosa abbiamo scoperto, però abbiamo visto che una specie di cui non si sapeva questo aspetto vocalizza sott'acqua, fondamentalmente emette dei suoni, fa dei versi, esattamente come fanno gli uccelli in ambiente terrestre, fa la stessa cosa in ambiente subacqueo. Su circa 25 video che ci hanno inviato, ben in 4 avviene questo aspetto. Può sembrare un dettaglio, ma comprendere perché vocalizzano è un aspetto davvero rilevante e da un punto di vista dell'etologia, quindi lo studio del comportamento degli animali, molto interessante. Vogliamo capire se tutti gli aspetti legati alla pesca di questi animali è tutto innato, dovuto all'istinto, o magari c'è una sorta di apprendimento dei giovani seguendo appunto gli adulti, come succede in alcune specie di uccelli terrestri. Quindi abbiamo tanti interrogativi aperti che speriamo che, coinvolgendo pescatori subacquei, apneisti, possiamo illuminare attraverso i loro video. Vi chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Insomma, diciamo che si può diventare per certi versi vice scienziati o vice ricercatori, dare una mano alla stazione. Ma allora, a maggior ragione, come vi possono raggiungere? Attraverso quali strumenti? Allora, fondamentalmente stiamo cercando di promuovere il progetto attraverso i social della stazione, che invito a seguire, sia la pagina proprio Stazione Zoologica Anton Dorn, che è presente su Facebook, Instagram, LinkedIn e X, che quella della mia sede, perché io sono alla stazione zoologica Anton Dorn, fondata a Napoli, come già detto, ma questa stazione, questo ente di ricerca, ha diverse sedi che vanno da Genova in giù. Ad esempio abbiamo anche 3 sedi in Sicilia, ad esempio, e io sono afferente alla sede della Calabria, che prende il nome di CRIMAC. Quindi gli altri luoghi in cui possono trovare informazioni è sempre sui social, cercando CRIMAC. Fondamentalmente, se qualcuno ci sta ascoltando ha un video o ha amici che fanno apnea, e che possono avere dei potenziali video utili, questi vanno inviati magari con un WeTransfer o con un'altra modalità che consente di lasciare il video a un'ottima risoluzione. Devono inviare il video a questa mail, che è citizenscience.crimac@szn.it. Fondamentalmente, inviando semplicemente il video, inizia a interloquire con me, che sono ornitologo, e con il mio collega Piero Amodio, che è proprio etologo, quindi studio il comportamento. Insieme abbiamo messo su questa iniziativa proprio per conoscere meglio questo aspetto etologico degli uccelli marini. Ecco, prego Paola. Voglio dire, questa quantità di video che avete raccolto in neanche un mese è tanto, perché siamo in inverno, quindi io posso solo immaginare, se la voce passa, quanto possa moltiplicarsi il lavoro, perché poi arriverà anche una stagione in cui la gente si immergerà anche di più. E poi spero che abbia successo, perché ho in mente un altro progetto di citizen science, quindi di scienza partecipata dai cittadini, che ha avuto e sta avendo degli ottimi risultati, che è quello di Bicocca, quello che ha cercato di capire se la foca monaca c'era o non c'era più nel nostro
nei nostri mari, no? Questa ricercatrice di Coca con cui parlavamo poi tempo fa, che durante il periodo del Covid si faceva spedire campionamenti d'acqua, e attraverso il prelevamento del campione del DNA ambientale è riuscita a ricostruire una mappa della presenza di questo animale molto elusivo, che però c'è. Certo non si mostra e fa bene a non mostrarsi gli esseri umani, però c'è. Quindi questi progetti dimostrano di avere veramente una grande forza, un grande impatto, perché alla gente piace conoscere, piace sapere, piace partecipare. Sì, e diciamo, questo inseriva si muove su due binari, il passato e il futuro. I video che ci hanno inviato vanno dal 2018 ad oggi, quindi c'è gente che ha cercato sugli hard disk video che ricordava di aver fatto appunto 6 anni fa, li ha trovati e ce li ha inviati. E quindi i video ci sono arrivati adesso, non sono stati girati adesso, ma l'idea è che attraverso questi video è un piano di comunicazione social dell'ente e grazie a giornalisti sensibili che possono dare voce al progetto arriviamo in estate che se qualcuno vede un uccello sott'acqua è anche spinto a filmarlo perché sa che può essere utile. Quindi stiamo un po' preparando il campo, o meglio il mare, per raccogliere maggiori video nella stagione balneare fondamentalmente. Ecco, ma lo studio appunto, intanto vorrei capire, c'è un video che l'ha colpita particolarmente per il comportamento dell'animale, per quello che è stato in grado di fare? La seconda cosa, lei parlava appunto di questi uccelli che sott'acqua possono addirittura vocalizzare. È possibile ipotizzare che abbiano sostanzialmente, non dico delle chiacchierate, ma quantomeno un rapporto anche con, per esempio, capodogli o balene? Allora, rispondo alla prima domanda e poi alla seconda. La prima è il video che ho trovato più interessante, è un video girato in Liguria. Ovviamente, diciamo, sto dicendo il video trovato interessante, uno di quelli che non ha dei contenuti scientificamente rilevanti, perché poi ne parleremo in seguito dopo un'eventuale pubblicazione. Tra quelli, diciamo, che non rappresentano uno spoiler scientifico, c'è un video girato in Liguria in cui si vede un marangone dal ciuffo, che è una sorta di cormorano un po' più snello, caratterizzato da un ciuffo, che pesca a 30 metri di profondità insieme a un gruppo di cernie. Quindi si vedono queste cernie nuotare, diciamo, sul fondale e si vede inizialmente questa cernia strana, che poi si capisce essere un uccello, che le segue e per un certo punto evidentemente doveva prendere aria e quindi si stacca dal gruppo di cernie e va verso la superficie per respirare. E mi ha colpito perché ho immaginato l'emozione del sub nel non comprendere cosa aveva davanti. Per quanto riguarda le chiacchierate, al momento sulle vocalizzazioni subacquee degli uccelli si sa veramente poco o nulla. Gli unici uccelli per cui sono documentate sono i pinguini e l'ipotesi è che i gruppi di pinguini le utilizzino per comunicare tra di loro le azioni di caccia, di pesca. Quindi per coordinare meglio il gruppo quando attaccano un banco di aringhe o di altri pesci. Se fanno delle chiacchierate interspecifiche, quindi fra specie diverse, questo al momento non si sa, però sicuramente un orecchio fine, come può essere quello di un mammifero marino, se un uccello vocalizza lo sentirà, probabilmente come noi non lo comprenderà. Certo, è molto interessante il fatto che appunto questo marangone si sia messo tranquillamente nel branco di cernie, le cernie abbiano accolto la sua presenza, non dico come una cosa diciamo di routine, però è interessante questa capacità di interazione, il fatto che il branco, diciamo così, il branco non si è sbrancato, mi passi il gioco di parole. Colgo l'occasione per dire una cosa che abbiamo già verificato grazie a questi 40 video. Nel 2021 è stato descritto un comportamento in Croazia molto interessante. Praticamente si è visto che i marangoni collaborano con le spigole di grossa taglia per pescare insieme i pesci di piccola taglia. Ed è stato descritto in Croazia questo comportamento. Noi grazie a questi 40 video abbiamo potuto
vedere questo tipo di interazione positiva fra spigole e marangone dal ciuffo anche in località in cui diciamo, questo comportamento di collaborazione non era stato ancora registrato. Certo. Oltre a questo, diciamo così, noi possiamo cominciare già a ipotizzare un tipo particolare di evoluzione? Io ricordo per esempio anni fa Piero Angela che dice i dinosauri ci svegliano ancora la mattina col loro canto, sono gli uccelli. Sì, Quanto c'è di dinosauro in questi uccelli che riescono ad andare sott'acqua? Allora, diciamo che gli uccelli sono i discendenti appunto più prossimi dei dinosauri e non vengono esclusi da questo discorso gli uccelli marini. E per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti evolutivi, ovviamente questi si muovono su tempi diciamo, diversi da quelli che sono, diciamo, i tempi nostri, quindi sono un po' difficili da ipotizzare. E ci sono però degli fenomeni in corso molto veloci che diciamo, dimostrano una capacità degli uccelli a diciamo, evolvere dei comportamenti innovativi che prima non erano registrati. Faccio un esempio banale: gli uccelli che usano le imbarcazioni come autogrill, più come aree di sosta lungo la migrazione in mare. Diciamo, il Mediterraneo è attraversato ogni anno da circa 5 miliardi di uccelli, di circa 200 specie differenti di uccelli terrestri, quindi uccelli che non sanno nuotare, che attraversano il Mediterraneo. Questi trovano ogni anno nel Mediterraneo circa 230.000 imbarcazioni che transitano nei nostri mari. Queste imbarcazioni di fatto rappresentano un posatoio per uccelli stanchi, soprattutto quando ci sono condizioni meteorologiche avverse. E è stato studiato, con uno studio pubblicato di recente, che sono circa 4 milioni di uccelli che si avvalgono di questi posatoi utilizzando le imbarcazioni, che prima ovviamente fino a pochi decenni fa non erano di certo così diffuse, come siti di riposo. Fantastico. Addirittura. Antonio, Paola, volevo chiedere una cosa, cambiando un po' argomento rispetto a questa vostra ricerca, di cui spero ci terrà informato sull'evoluzione, magari ci risentiremo più avanti. Un'informazione che mi avevano dato, non ricordo più come e quando, ma mi balla in testa ogni tanto quando si parla di gabbiani nelle città, che in soldoni, spesso un lettore una volta aveva scritto e dicevano: ma come fanno i gabbiani a sapere esattamente dove beccare il cibo? In realtà avevo letto, mi avevano spiegato che loro comunicano e formano una specie di reticolo sulla città di fatto, e quindi sanno esattamente come trovare cibo e alimentarsi. Volevo chiedervi se questa cosa è vera o è una frutto di fantasia. Studi molto recenti, tipo dell'anno scorso, mostrano in realtà che il gabbiano, più che osservare gli altri gabbiani, osserva noi in città per capire diciamo cosa mangiare e dove mangiarlo. C'è questo studio inglese davvero interessante sul gabbiano reale, sulla specie gemella rispetto al nostro gabbiano. In Italia abbiamo il gabbiano reale mediterraneo caratterizzato dalle zampe gialle. In Inghilterra c'hanno il gabbiano reale nordico caratterizzato da zampe rosa, ma a parte il colore delle zampe cambia poco, poi il comportamento, diciamo, il resto è molto molto simile. E in questo gabbiano hanno osservato che mettendo diciamo, delle persone tipo attori previsti al progetto che consumavano cibo da pacchetti tipo di patatine di colore rosso, se venivano messi a terra pacchetti di patatine di colore verde e di colore rosso, i gabbiani iniziavano a mangiare da quelli dello stesso colore che utilizzavano le persone. Quindi questo ha dato il là alla comprensione che il gabbiano, per capire che c'è qualche elemento commestibile, per capire da cosa partire per alimentarsi, in realtà osserva noi. E questo lo trovo molto interessante, perché appunto più di utilizzare con specifici, utilizza la specie
più presente nel contesto urbano, cioè noi che l'abbiamo generato. Voglio dire, dimostrazione di un'intelligenza superiore. Sono molto intelligenti, non immaginavo. Mi sa che vi ho perso. Sì, chiedo scusa, abbiamo problemi con la connessione. Eccoli, sono tornati. Eccoci. Paola, ci sei di nuovo? Sì, ci sono, dicevo, molto intelligenti. Prego, non ti sentivamo più, prego. Volevo dire, sono molto intelligenti. Estremamente. Le capacità cognitive dei gabbiani sono state diciamo sottovalutate veramente per decenni dalla comunità scientifica, ma le ultime indagini dimostrano che sono davvero al di sopra di quello che si pensava. Oltre a essere opportunisti plastici e capaci di colonizzare ambienti e nuove risorse, hanno proprio capacità cognitive che erano state assolutamente sottovalutate. Addirittura, però. E che cosa, per esempio, che cosa hanno potuto imparare? Allora, diciamo, una cosa che mi ha colpito molto è stato studiato che i gabbiani riconoscono i tipi di imbarcazione per capire quali seguire per avvalersi degli scarti della pesca. Quindi se abbiamo una pesca a strascico, loro seguono queste imbarcazioni solo quando rientrano verso il porto, perché sanno che verranno pulite le reti, gettato il pescato in mare, quello ovviamente non commerciale, e se ne avvalgono. Se invece il peschereccio è caratterizzato da reti a circuizione, li seguono quando questi vanno dal porto verso il mare, perché sanno che vanno verso l'area di pesca e il cibo, che viene il pescato non commerciale che viene rilasciato in mare viene gettato, diciamo, non rientrando verso il porto. Quindi riconoscono le imbarcazioni. E poi vorrei spendere una parola di quello che diciamo si potrebbe fare in Italia sui gabbiani, che è stato fatto in Portogallo e lo trovo molto intelligente. In Portogallo hanno utilizzato il gabbiano reale, che come diciamo anche in Italia si nutre di rifiuti, per denunciare reati ambientali. Fondamentalmente hanno munito i gabbiani reali di GPS e sono andati a controllare le aree in cui i gabbiani reali si nutrivano sistematicamente e con frequenza a terra, perché voleva dire che c'era un ammasso di sostanze organiche, di aree, diciamo, di rifiuti, di prodotti che loro potevano consumare come cibo anomali, e quindi così hanno identificato e potuto denunciare e rimuovere tutta una serie di luoghi in cui c'erano dei principi di discariche abusivi o dei rifiuti organici smaltiti in modo non convenzionale. Molto interessante, addirittura sono quindi delle spie ambientali, mettiamola così, una sorta di sistema d'allarme anche contro eventuali abusi o mafie che lavorano in questo campo. Tra l'altro si lasciano corrompere. e questo è un grosso vantaggio, evidentemente. Paola. È bellissima questa. No, visto che c'è questo centro di ricerca in Calabria, e di cui appunto prima di conoscere te ignoravo l'esistenza, sono molto ignorante, volevo chiederti di dirci qualcosa in più. Tra l'altro la Calabria sta molto a cuore, Antonino, vero? Beh, io sono calabrese. In che parte della Calabria è il vostro Amendolara. Tra l'altro ad Amendolara domani. Ora sullo Ionio. Sì. E un centro, ovviamente, diciamo, ha tutte le caratteristiche di un centro di ricerca della stazione zoologica. È una sede che si è sviluppata negli ultimi anni e esiste dal 2019, scusate, e diciamo ci sono varie linee di ricerca. Quella diciamo con cui più collaboro è quella legata alle microplastiche, perché appunto gli uccelli sono molto colpiti da questa problematica. Addirittura negli uccelli è stata diagnosticata una nuova malattia
nel febbraio 2023, che è la plasticosi, proprio per la frequenza con cui si nutrono di plastica. Ecco, tra l'altro mi colpisce perché, voglio dire, il lato ionico della Calabria non ha tutte quelle interferenze, tutto quell'inquinamento che può avere il lato tirrenico. Sono tra l'altro due mari completamente diversi, perché lo Ionio non ha affatto la profondità del Tirreno. Il Tirreno è proprio il Mare Nero, arriva a più di 3.000 metri di profondità e quindi questo influenza, immagino, anche il tipo di fauna e il comportamento, insomma, la loro attività. Questo sicuramente. Per quanto riguarda gli uccelli, che è la mia sfera di competenza, il lato ionico ha un'importanza maggiore nella migrazione degli uccelli in fase di andata, quindi la migrazione estivo-autunnale. Lato tirrenico rappresenta il punto in cui si approda durante la migrazione primaverile, quindi in realtà questi due fronti per gli uccelli hanno significati differenti. Per quanto riguarda le specie che studio lì, una è balzata agli onori della comunicazione è il fratino, che è una specie tipica di ambienti sabbiosi, ed è una specie che è diventato un pochettino è stata presa per metterla in contrapposizione rispetto ai grandi eventi sulle spiagge. E perché questa specie si sta estinguendo e è sempre più rara, e quindi questi grandi parti sulle spiagge possono risultare molto problematici in quanto nidifica a terra, fa delle uova molto mimetiche sulla sabbia, quindi portare 50.000-60.000 persone a ballare sulla spiaggia in luoghi più o meno incontaminati può rendere praticamente, distruggere i pochi nidi rimasti. Anche i pulcini di questa specie, che sono alti circa 3 centimetri e sono mimetici, non volano, per cui effettivamente questa specie ha la problematica che la nicchia ecologica di questa specie interferisce con un'importante nicchia economica del nostro paese. Certo, questo è molto interessante. Allora, Paola, proviamo a tirare un po' le somme di questa nostra conversazione di stasera. Beh, le somme sono che dobbiamo tenere un rapporto molto stretto con il nostro amico ornitologo. Io col Corriere spero di farlo quanto prima, ma anche con voi. Grazie, Rosario, di essere rimasto con noi. Io poi sono maleducata, do destino a tutti, quindi ho sentito che voi eravate molto più signori e mi scuso, ma vuol dire che dobbiamo stare molto più attenti alla fauna. Anche questo aspetto, per esempio, il fratino va stressato perché, ripeto, le mode, le passioni, il ballo estremo, queste cose piacciono alla gente, ma la gente deve imparare che il mondo non è nostro, insomma, quindi devo cercare di coesistere, di convivere, di fare un po' come il marangone con le cerni. Andiamo assieme, ma rispettiamo gli ambienti, no? Gli altri animali sono comunque, anche se devono cacciare per nutrirsi, sono comunque più rispettosi sicuramente. E poi impariamo anche a non sottovalutare gli altri esseri viventi, perché siamo solo all'inizio di ricerche assolutamente nuove, però a quanto vediamo, a quanto impariamo anche solo stasera, scopriamo che gli animali hanno delle capacità incredibili, non ci disturbano, ma imparano, continuano ad imparare. Quindi occhio, all'intelligenza delle altre specie. Grazie Rosario, veramente, grazie Antonino per averci dato questo spazio. Prego, grazie. Ringrazio voi per l'invito, per me è sempre un piacere enorme poter parlare dei miei argomenti, dei temi di cui mi faccio promotore, e mi piacerebbe tanto un paese in cui si capisce che il termine gabbiano è un termine collettivo che include più di 20 specie e che c'è una pluralità di argomenti dietro degli animali che sembrano invece solo a volte un problema. Esatto, esattamente. esatto. Altro che povero gabbiano, poveri noi se non ci stiamo attenti. Grazie ancora a entrambi e buona serata. Buona serata. Benissimo, grazie ancora a Rosario Balestrieri, alla nostra
Paola D'Amico per il Corriere della Sera. Vi ricordo di seguirla su Buone Notizie, che è il suo dorso che esce generalmente, anzi esce al martedì sulle pagine del Corrierone. Orbene, allora, bella gente, sono le 18:57 minuti e 12 secondi. Noi adesso ce ne andiamo in pausa e poi ci sentiamo un pezzo di Enzo Iannacci del 1972. Faceva il palo nella banda dell'Ortica. Perché? Perché stiamo per parlarvi di una truffa. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea. E rieccoci, faceva il palo nella banda dell'Ortica perché era il suo mestiere e ne ha fatto manco un plissé, grandissimo Enzo Iannacci nel 1972 con
questo pezzo che è rimasto nella memoria collettiva di tanti. Questa è stata l'epoca, gli anni 60, a metà degli anni 70, l'epoca in cui c'è stata ed è diventata molto popolare questa scuola musicale milanese che riproponeva le canzoni dialettali prima della Ligera, quelle della Mala, e poi, diciamo così, ha avuto una sua evoluzione fino alla metà degli anni 70 più o meno, con la nascita delle radio libere. Molte di queste trasmettevano musica folk, quindi molti pezzi tipo Mamì, 40 di 40 notte, San Vittur, Ciapai Bot hanno popolarizzato molto anche il dialetto milanese con Mia bella Madunina e molto molto altro ancora, anche perché erano canzoni che venivano cantate, per esempio Tornello Vanoni, e allora la Vanoni cantava le canzoni della Mala. Poi era anche l'epoca del mitico Luciano Lutring, ve lo ricordate Lutring, il solista del Mitra, che faceva le rapine con questa custodia del violino, e dentro invece c'era una bella mitraglietta. Però negli anni 70 Lutring era a mangiare galera in Francia, poi nel 1977 venne graziato, e venne graziato anche in Italia dal presidente Leone, e poter rientrare nel nostro paese. Lutring è stato uno di quei personaggi proprio dell'Italia e di una certa Milano che oggi purtroppo non esiste più. Allora, io ho fatto tutta questa premessa per dirvi che stasera parleremo di una truffa, di qualcuno che faceva il palo non nella banda dell'Ortica, ma nella banda della Hatua Girl, che risponde al nome di Hayley Welch, 22enne di Belfast nel Tennessee, USA, a Wannes Gaps, che è diventata famosa presso i giovani, è vero, potete chiederlo ai vostri nipoti nati dopo il 2010, perché questa ragazza si è espressa in una maniera, anche prima del 2010 direi, si è espressa in una maniera molto iconica, molto icastica, per rispondere a una domanda molto hot che le era stata posta da una coppia di eleganti, di non molto eleganti provocatori online. Lei ha risposto con questa onomatopea, Actua, cioè sputando insomma sul discorso che ci siamo capiti tutti, un po' come Monica e Bill tanti anni fa. Ecco, adesso ci siamo capiti. E questa risposta volgare, diciamolo pure, l'ha fatta diventare un fenomeno di internet. Nel diventare un fenomeno di internet, qualcuno ha ben pensato di creare una meme coin, cioè un tipo speciale di criptovaluta. Cioè è nata una moneta, il cosiddetto dollar hawk, cioè sputaci sul dollaro, moneta sponsorizzata da lei. Nel giro di 24 ore questa moneta, pensate, digitale, ha raggiunto il valore di mercato di 490 milioni di dollari, dopodiché nel giro di 24 ore, toccato il picco a 490 milioni di dollari di valore, il suo valore è diventato zero. Quindi una vera... In America c'è chi sta gridando alla truffa, ma di questo ne parleremo tra un quarto d'ora circa, perché stasera ha un piccolo contrattempo con il nostro Antonio Zennaro. Nel frattempo apriamo i telefoni 0292947222. Da questo momento il telefono è aperto, se avete voglia di intervenire, commentare le ultime notizie, commentare le vicende. A proposito, Giulio Cainarca segnalava poco fa il manifesto di Luigi Mangione. Sapete chi è Luigi Mangione? Questo italo-americano che naturalmente ha sparato a questo amministratore di questa assicurazione medica, e l'ha fatto fuori in pieno centro a New York. Bene, vi voglio leggere questo manifesto che lui ha scritto, spiegando quindi le motivazioni del suo gesto. Ai federali la metto giù corta, perché ho rispetto di quello che fate per il nostro paese. Per risparmiarvi una lunga e complessa indagine
dichiaro senza giri di parole che non stavo lavorando per conto di nessuno. Quanto io ho fatto è stato il risultato di qualcosa di molto semplice, alcuni elementi di ingegneria sociale, la conoscenza basica del CAD e un sacco di pazienza. Il notebook, diciamo così, come possiamo dire, l'agendina, se l'avete trovata, ha alcune note, alcune liste di cose da fare che illuminano tutti i gesti che io ho messo in atto per arrivare ad ammazzare appunto il boss dell'assicurazione medica. La mia tecnologia è abbastanza sgrausa perché io lavoro nell'ingegneria, o meglio, la mia tecnologia è abbastanza, diciamo così, segretata perché lavoro nell'ingegneria e quindi non ci sono molte informazioni che riuscirete a tirare fuori dal lì. Chiedo scusa per qualsiasi dolore o per qualsiasi trauma, ma quanto io ho fatto era una cosa da fare. Francamente, questi parassiti la devono smettere di succhiare il sangue. Ricordate, gli Stati Uniti hanno il sistema medico-sanitario più costoso al mondo, mentre invece siamo appena al 42esimo posto per quanto riguarda l'aspettativa di vita. La United è la più grande azienda negli Stati Uniti per quanto riguarda appunto il settore delle assicurazioni e per quanto incassa si trova soltanto dietro ad Apple, a Google e Walmart. È cresciuta, ma la nostra aspettativa di vita invece no. La verità è che queste società semplicemente sono diventate troppo potenti e continuano ad abusare del nostro paese per ottenere un immenso profitto, e questo perché il pubblico americano ha permesso a queste aziende di poterci depredare. Ovviamente il problema è molto più complesso, ma non ho molto altro spazio per spiegarlo e francamente non pretendo di essere la persona più qualificata per illustrare l'intera questione. Ma molti personaggi hanno sottolineato la corruzione e l'avidità delle aziende delle assicurazioni sanitarie, come ad esempio Michael Moore alcuni decenni fa, e i problemi sul tavolo continuano a essere sempre quelli. Qui non si tratta di rendersi conto di che cosa facciano queste aziende a questo punto, ma semplicemente di rendersi di capire che ci sono dei giochi di potere che stanno avvenendo sotto il nostro naso. Evidentemente io sono il primo a essersene reso conto con tale onestà. Questo è in pratica quanto appunto Luigi Mangione ha scritto e quanto egli ritiene, insomma, queste sono le motivazioni che lo hanno spinto a sparare appunto all'amministratore delegato della United di questa assicurazione sanitaria americana. E la cosa francamente è abbastanza inquietante. Diciamo così che il gesto del singolo naturalmente lascia esterrefatti. Resta un punto: alle volte basta nascere a nord o a sud del parallelo del parallelo sbagliato e vi ritrovate ad avere o la possibilità di avere tutta la come si dice, tutta la del meridiano, scusate. No, il parallelo, giusto. Il parallelo o vi ritrovate a nord del 49esimo parallelo nel Canada e quindi avete tutta l'assistenza pubblica gratuita esattamente come è qua in Italia da noi. Oppure vi tocca in sorte nascere a sud del 49esimo parallelo e lì siete negli Stati Uniti d'America. Avete diritto a una serie di prestazioni basiche che sono garantite a tutti quanti. Dopodiché vi serve l'assicurazione medica. Se non ce l'avete e vi viene per esempio un tumore, come è venuto a me, ecco, non troverete la regione Lombardia con i suoi ospedali a curarvi.
In America questo non c'è. Niente Attilio Fontana per chi si trova negli Stati Uniti d'America. Dico Attilio Fontana per dire appunto la sanità della regione Lombardia, perché io sono qua grazie alla sanità della regione Lombardia, gratuita, incredibile ma vero, gratuita. Mentre invece negli Stati Uniti d'America, siccome appunto Attilio Fontana niente, molto probabilmente io sarei morto. Oppure avrei dovuto vendere tutto per pagare un intervento e delle cure che sono semplicemente costosissime. Non vorrei sbagliarmi, ma una mattina, per esempio, il cisplatino, non mi ricordo se il cisplatino che mi facevano costava qualcosa come 2.000 euro a sacca, una cosa del genere. Perché costano un sacco i farmaci, specialmente gli antitumorali. E voi della 048 come me lo sapete. Ecco. Senza la sanità pubblica è finita, ragazzi. Quindi capisco che in alcune regioni d'Italia è stato fatto scempio della sanità pubblica. Questo è fuori discussione. Ma non è un buon motivo per toglierla a tutti quanti o per cancellarla. Se non funziona si ripara, non si butta via. Perché in Lombardia la sanità è pubblica e funziona. Dicano quello che vogliono, ma funziona. Può piacere o non piacere, ma funziona. So qua. Se no, col cavolo che domani facciamo 900 puntate di Zoom. Col cavolo. Però vi ripeto, il punto è questo. Io trovo veramente immorale che la prima nazione al mondo debba costringere i suoi cittadini, specialmente i meno abbienti, a non potersi curare o ad avere problemi con le cure in virtù del fatto che o hai l'assicurazione oppure muori. Questo io lo trovo estremamente immorale, ma purtroppo negli Stati Uniti d'America, quando si parla di rendere la sanità pubblica, non si capisce né perché né per come, o meglio, dopo la lettura di un manifesto del genere si capisce come. Uno dice, vabbè, mi pare che qui c'è un mix intanto di interessi ormai privati ben radicati, molto ben radicati, ma dall'altro lato c'è anche il fatto che nell'americano medio l'idea di dover pagare cure gratuite per tutti quanti puzza di comunismo lontano un miglio, e questo io francamente non lo condivido. Posso comprenderlo dal suo punto di vista, dal suo calvinismo che è anche alla base di questa vasta società, per carità, ma non lo condivido affatto. Io continuo a pensare che tutti debbano avere il diritto di potersi curare grazie agli ospedali pubblici, grazie alla sanità offerta dallo Stato e pagata con le tasse di tutti i cittadini, punto, molto semplicemente. Le 19, 14 minuti e 59 secondi, vi ricordo il numero di telefono 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che vi possono, nel caso aveste voglia. Tra 4 minuti cercheremo di riavere con noi Antonio Zannaro, perché vedete parleremo appunto di questa truffa della ragazza Actua e in particolare qui si para la nobiltà dell'America. Qui viene fuori quello che diceva Victor Hugo quando diceva che in America si fa tutto quadrato, città, case e sciocchezze. Esatto, se ci fate caso, sia la truffa Actua che la truffa, che l'idea assurda di sanità negli Stati Uniti d'America sono entrambe delle sciocchezze ben quadrate. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Carlo Antonino, buonasera dal Veneto, Antonello. Antonello, ciao, da quanta distanza dal telefono mi chiami? Vai. Mi sento un po' lontano. Adesso come mi senti? Ora benissimo, dimmi tutto. Beh, allora, quando parliamo di sanità pubblica, cominciamo a fare l'illustrazione della bilancia. Sì. In un piatto mettiamo la sanità pubblica come la nostra. Nell'altro ci mettiamo invece la sanità come concepita negli Stati Uniti. Sì. Ecco, la riflessione di fondo qual è? L'ago, secondo me, ci sta nel mezzo, sai perché?
Perché entrambi i sistemi in comune, purtroppo, hanno la corruzione che mina alle fondamenta l'uno o l'altro. È vero. Per quelli come noi fortunati che godono della sanità pubblica che funziona, come nel Veneto, innanzitutto Appunto. quando parliamo di sanità leviamoci il cappello e cominciamo a pensare a chi nel nostro paese ha dato origine a questo provvedimento. Te lo ricordi qual è questo nome? La Democrazia Cristiana con Giulio Andreotti. No, la Democrazia Cristiana. La deputata Anselmi. Tina Anselmi, che era sempre Democrazia Cristiana. Anselmi, lascia stare i partiti che quelli fanno ribrezzo. La deputata Tina Anselmi. E quindi le motivazioni che spinsero questa deputata a questo nobile provvedimento purtroppo non sono condivise dagli amministratori di questa sanità pubblica. Per esempio, se noi qui nel Veneto ci accogliamo un costo pro capite per un pasto in ospedale di 6 euro, nel ben amato regionalismo campano sono oltre 60 euro per un pasto ad un ammalato. Ecco il problema, capisci caro Antonino, che bisogna evidenziare, ed inutile che continuino a parlare che l'autonomia regionale non va bene. Certo che ci vuole l'autonomia regionale e ci vogliono degli amministratori che nella loro zucca abbiano le motivazioni e nel loro cuore che aveva la cara Tina Anselmi. Ciao Antonino, buon lavoro, buona giornata. Ciao Antonello, ma guarda, io sottoscrivo in pieno quello che tu hai detto e ti dirò di più. Se fra 23 minuti non abbiamo la possibilità di farlo, ma se avessimo il teletrasporto, se fra 23 minuti noi fossimo sul marciapiede al binario 3 della stazione di Vibo Pizzo, stazione di Vibo Valencia Pizzo, signore e signori, potremmo aspettare l'Intercity Notte che domani alle 10:15 arriva alla stazione centrale. E tante delle persone su quel marciapiede, e io lo so perché queste cose naturalmente le ho viste, le ho vissute, tante di quelle persone sono lì perché stanno salendo a Milano a potersi curare. E la cosa giusta è che un domani una sanità dignitosa in Calabria come in tutto il meridione d'Italia, perché è molto bello mandare le lettere ai giornali locali, scrivere ci sono le aree di eccellenza, questo funziona, quest'altro funziona. Sì, per carità, tutto questo è molto bello, ma è la pacca consolatoria. La verità è che il vero progresso sarà quando alle 19:42 di un mercoledì qualsiasi, di quasi Natale, la gente al binario 3 alla stazione di Vibo Pizzo, in maggioranza, non prenderà il treno per andare a curarsi a Milano, ma prenderà il treno per andare a trovare i parenti e portare delle sane casse piene di induia e di salame. Questo è quello che questo sarà il vero progresso, questa sarà la vera autonomia differenziata. Se arriveremo, non so quanto tempo ci vorrà, ma ci dovremo arrivare. Se arriveremo ad avere, vi torno a ripetere, a quel benedetto binario 3 di Vibo Pizzo, gente che ha le casse piene di salumi, formaggi e robe varie perché sta andando dai figli, dai parenti, dagli amici a passare il Natale a Milano e non a curarsi, allora quel giorno l'autonomia differenziata avrà vinto e avrà funzionato davvero. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, buonasera dottor Antonino, sono Ornella da Monza. Oh, cara Ornella, buonasera, che mi dice di bello? 048. Allora ci diamo di tu, perché siamo la stessa famiglia. Ecco, le volevo confermare, siccome io sono di Monza e sono stato, operata a San Raffaele, le devo dire che quando ero a San Raffaele, le mie compagne di camera erano tutte meridionali. È così. Se ho detto questo, gli ho detto tutto.
perché se no mi hanno detto, non le dico quello che mi hanno detto perché è molto grave, nel senso di dire, perché giù non uso la parola che mi hanno detto perché è talmente forte, non sarebbero vivi ancora, tutto lì. Ma infatti, caro Ornella, il concetto è proprio quello. Torno a ripetere, io spero e prego in un sud nel quale, torno a ripetere, fra 20 minuti lì alla stazione a Vibo Pizzo c'è gente che sale perché si viene a fare il Natale coi parenti, non perché deve andare a farsi operare. Quindi grazie Ornella. Anch'io comunque sono stato operato al San Raffaele e poi ho fatto la chemio all'ospedale di Magenta, al Fornaroli. Tra l'altro, il reparto di oncologia dell'ospedale Fornaroli di Magenta, lo dichiaro pubblicamente, veramente ineccepibile nel suo funzionamento. Veramente ineccepibile. Funzionava quando ci sono stato io e funziona come un orologio. Per cui niente da dire. Sanità pubblica. Ribadisco, l'ospedale Fornaroli di Magenta è un ospedale pubblico e funziona. Allora la domanda è, se l'ospedale Fornaroli di Magenta funziona ed è un ospedale pubblico, perché cacchio non riusciamo a far funzionare tutti gli ospedali che si trovano in ogni parte d'Italia? Punto di domanda. Ma quello che mi domando, signor Antonino, prego, Ornella. Ma le persone del sud, vista la situazione che hanno, ma non è mica ora che si ribellano un po' e che cambiano un po' la testa quando vanno a votare, secondo lei? Le faccio questa domanda, la saluto e la ringrazio. Ornella cara, a me intanto grazie a te. Ornella cara, io quando si raccontano queste cose lo sai che mi piange il cuore e mi piange sangue. Purtroppo troppi hanno preferito vota per me che ti faccio il favore anziché vota per me che facciamo le cose giuste. E l'autonomia differenziata è il momento in cui ti buttano nell'acqua e ti dicono nuota. Io spero e prego che l'autonomia funzioni proprio nelle teste, perché dovranno andare a cercarli casa per casa, questi benefattori, tra virgolette, che sono andati casa per casa a dire vota per me che ti faccio il favore. Perché sono loro quelli che hanno causato il dissesto, gli ospedali che non funzionano, autostrade con tracciati francamente assurdi, opere pubbliche che non si sono mai finite, cattedrali nel deserto e così via. Io spero che la gente, venuta l'autonomia differenziata, li vada a cercare casa per casa, a ringraziarli, diciamo così. Io credo che nel momento in cui arriverà, almeno io credo e spero che con l'autonomia differenziata cambieranno le cose. Ma sai, quando leggo la stampa locale trovo troppo piagnisteo, troppo complottismo, troppo... Poi ancora, francamente, nel 2024 ancora sentire i discorsi, dal 1861 siamo colonia, quella... Ma colonia da che? Con tutti i soldi che sono arrivati? Piuttosto, chi sono stati i benefattori che non hanno usato bene i soldi? Io qualche domanda me la farei, altro che colonia. Va bene, conto corrente con Antonio Zennaro, sigla. Va ora in onda Conto corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Antonio, io ti voglio bene, però stasera ti confesso che sei riuscito a imbarazzarmi. Ben trovato. Bentrovati. Antonino, buonasera a tutti, ascoltatori. Spiegami Antonino, cosa ho combinato? No, tu niente, ma è il personaggio che effettivamente un po' è imbarazzante, un po' è una truffa, una vera e propria truffa, il famoso pump and dump, come dicono gli americani, cioè gonfia la bolla, prendi i soldi e scappa. Stiamo parlando della Hack to a Girl, io l'avevo detto insomma una decina di minuti fa, avevo raccontato un po' agli ascoltatori come la signorina avesse ottenuto questa popolarità e la popolarità l'ha portata a creare un meme coin, niente di meno, cioè
una moneta virtuale che sostanzialmente... Ma perché non ci facciamo un meme coin pure noi, Antonio? Allora, e diventiamo ricchi? Allora, stanotte ho twittato con un grosso canale Twitter che fondamentalmente prende un po' in giro questa situazione. Si chiama, per chi proprio è appassionato, Bar Chart, che sono molto seguiti sull'ambiente, e annunciava come il mercato fosse fondamentalmente fuori di testa, perché addirittura c'è una si chiama Fartcoin, che sostanzialmente lo traduco in si chiama flautolenza coin, ecco, in italiano elegante, e questo addirittura non è neanche un meme coin, o comunque è sembra una cripto, sempre su piattaforma Solana, da quello che ho capito, Solana già il nome, vabbè, comunque, e capitalizza, cioè la settimana scorsa prendeva in giro, diceva, il mercato è folle perché capitalizza $200 milioni. E tutti dicevano, fondamentalmente prendevano in giro, dicevano, guardate che questa salirà, e in una settimana ha fatto più 100%, adesso capitalizza $477 milioni, e in una settimana fondamentalmente è salita del 146%. Questa cioè la scorreggia coin è arrivata a crescere del 150%. Quindi chiaramente io sono aperto, mi piace molto tutto il tema, delle criptovalute, il tema della libertà, della finanza decentralizzata. Dovevamo parlare di questa ragazza che è famosa con questi video virali, anche un po' maleducati, no? Se uno si va a vedere i video con le traduzioni, fondamentalmente ha lanciato su questa criptovaluta, sono delle meme coin, come giustamente hai detto tu, e ha raccolto $490 milioni, e dopodiché milioni, e dopodiché tutto questi token si sono svalutati l'80-90%. Lei ha guadagnato $50 milioni, tutti i fan di questa molto seguita si sono arrabbiati. Devo dire che ha superato Vanna Marchi cioè qui siamo a un Vanna Marchi globale 4.0, e quindi che dire, cioè, a un certo punto quando tu vai a investire sulla Fartcoin, ad esempio, è normale è normale che puoi perdere tutto, forse le statistiche ti faccio che guadagni a casino, no? Quindi da un certo punto di vista un mercato in bolla, quando io l'ho capito che qui siamo in una situazione un po' folle, quando si sentono quelle notizie tipo il ragazzo dell'università che prende i soldi ha preso $30-40 mila $30-40 mila della pensione dei genitori e li ha investiti a leva su dei prodotti molto semplici da comprare, però sono a leva 4-5 volte, ha guadagnato non mi ricordo se $300-700 mila, insomma, quindi una situazione completamente folle. Io dico, quando vedo questi facili guadagni, quando in un giorno la scoreggia coin mi guadagna il 61%, penso che siamo in una bolla, non può essere giudizio, non c'è un metro più di giudizio, no? Al di là dopo c'è un grosso dibattito, no? Tra gli analisti, gli esperti, su ad esempio Tesla che vale $1 trilione, e ad esempio il rapporto rispetto a Volkswagen, rispetto a Stellantis, rispetto... Sì, però cavolo, una Tesla la tocco, però un Fartcoin, basta aprire la finestra, va via. No, ma la Tesla è reale azienda, innovazione, tecnologia, no? Quindi ha un flusso di cassa di vendita importante, quindi parliamo di industria e tecnologia fuse insieme. Qua parliamo del nulla, quindi io non so chi ci investe su sta roba qua. Se poi qualcuno dopo pensa di lamentarsi
che no, gli hanno rubato i soldi, mi spiace, ma non è che puoi dopo chiedere aiuto. Infatti adesso se apro Milano Finanza esce fuori, ovviamente sempre col senno del caso, c'è un'indagine, Bitcoin, mega truffa da 66 milioni, arrestati 2 fondatori di The Rock Trading. Allora, questi che facevano, magari è tutto a soldi, c'è sempre il prezzo, cioè, sai che io sono garantista, quindi non è che però la Procura ha presentato 3 richieste di liquidazione giudiziaria nei confronti della capogruppo Digital Rock Holding SpA. Sostanzialmente questi che facevano? Potevi comprare delle quote di sostanzialmente gli strumenti che minano i Bitcoin, che sono dei laboratori, delle farm, le chiamano, in giro per il mondo, e tu avevi un rendimento garantito dell'8-10%. Sembrerebbe che però 700 querele presentate ai clienti, quindi forse chi ha investito non era poi così contento. Però noi lo diciamo, no, Antonino, ormai mi sa che siamo quasi, entriamo nel 3° anno di trasmissione. Mi dispiace che non seguano conto corrente su Radio Libertà tanti che sono andati a investire somme su sta roba qua, perché lo diciamo, quando uno si presenta con una novità, con facili guadagni, non c'è niente di facile nella vita, nessuno ti regala niente, è come un po' la favola di Pinocchio, no? Forse andrebbe un po' riscoperta, il paese dei balocchi poi così non è, e si rischia di dopo prendersi gli avvocati, fare la class action, il recupero crediti e tutto, cioè alla fine si passa da un sogno a un terribile reale incubo. Quindi se proprio dovete fare queste robe, non le fate, uno. Perché la prima regola del più grande investitore nel mondo è una regola semplice. Esatto. Sembra talmente semplice, ma non è semplice, perché è frutto di anni di studio, quindi la semplicità, no, i veri guru, no, sono poi semplici. E Warren Buffett dice: prima regola, non perdere mai denaro. Seconda regola, ricordati la regola numero 1. Ed è, sì, vabbè, dice, vabbè, non può, cioè, ma è frutto di anni e anni e anni di operatività, no? Nel mercato, di investimenti sbagliati, di anche insomma quanti miliardi realizzati. Quindi quello che voglio dire, ma quando uno sente sta roba qua, ragazzi, ma lasciate perdere veramente, perché ma questo è un po' tutta un po' la società che ci sta un po' sbombardando il cervello, Antonino, dai social. Decisamente. Ti devo chiedere però 10 secondi di stacco, perché sennò tra poco mi menano. Scusami un attimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, sempre conto corrente alle 19.35 sulle magiche onde di Radio Libertà con Antonio Zannaro. Antonio carissimo, ma io resto veramente esterrefatto per la stupidità con cui si cade in questi pifferai magici. Cioè, ma perché gli investitori non hanno più quella cosa di dire rifletti un attimo prima di fare qualcosa? Perché non si pongono più conto fino a 10 e poi faccio la vaccata? Allora, intanto uno dovrebbe sempre investire su quello che capisce, prima regola. Se non lo capisci, lascialo fare. E come faccio a capire se capisco dove sto investendo? Gli dovrebbero spiegare, come uno dovrebbe spiegare in 15 secondi perché fa un investimento. Se già vai oltre, lascia perdere. Detto questo, che sembrano regole semplici, ma insomma racconta uno che ha lavorato per anni nel mercato, anche per investitori insomma con somme importanti, istituzionali. Il tema secondo me anche di questi social, perché un po' il messaggio che arriva oggi che la normalità fa schifo. Oggi se sei una persona normale, che fa una vita normale, che paga le tasse, che investe anche normalmente, sei considerato soprattutto questi media che online che amplificano, che ci sono pure io nei media online, non è che, però diciamo che c'è tutto un messaggio che se sei normale sei sfigato, sei un loser, no?
la verità è che poi dietro questa finzione invece è molto furbo chi è normale, fa le cose normali, che alla fine non perde i soldi, e questi sono dei polli da spennare che investono su sta roba qua. E quindi, però un messaggio un po' inquietante che arriva, che anche in Italia comunque era successo anche l'anno scorso, che un'importante truffa sui bitcoin. Ma non è che perché chi ha investito nei bitcoin in maniera seria ha fatto un sacco di soldi, è investire su altra roba che ti promettono facili guadagni, non farsi seguire e quindi farsi prendere dai soldi facili. Perché uno magari vede online questi fuffaguru, li chiamo nel mio libro, che si può trovare su Amazon, sono dei fuffaguru che fanno vedere le Lamborghini, le Ferrari, Dubai, le feste, tutto una finzione, tutto noleggiato, e poi per gabbare la gente che gli vendono. È un Vanna Marchi 4.0, con tutto rispetto a Vanna Marchi, no? Fatto meglio, oggi c'è l'online, non c'è nessun filtro. Mi dispiace che poi la Consob arrivi troppo tardi, si dovrebbe molto spesso dovrebbe stare molto più attenta su quello che viene fatto, ragazzi, in questo paese, ma lo dico senza nessuna, abbiamo magari la partita IVA che se sbaglia una fattura gli arriva 50 comunicazioni dell'agenzia delle entrate, qua ci stanno società che raccolgono milioni e milioni di euro di sostanzialmente truffe, e nessuno, cioè dopo di che la roba magari va su la notizia, ci si sveglia. Allora, gestione, cioè nel senso, dico, diamo il peso giusto, sì, l'artigiano, il commerciante che fa l'errore, cioè non gli stiamo col fiato sul collo, perché quella è l'economia reale, il lavoro reale, rischia col suo, e qua abbiamo delle mega strutture che trenano soldi, se li fottono fondamentalmente, quindi qui bisognerebbe essere un po' più attenti, lo dico in maniera mi sembra condivisibile anche da chi ci segue, ragazzi, dopo 700 ci sono volute 700 denunce qua per capire che no, qualcosa forse non andava, no? Quindi ma più in generale, quindi anche questa roba qua, alla fine se investi sulla flautolenza coin, stai giocando al casino, se dopo ti fregano i soldi non è che ti puoi lamentare, anche questi che hanno investito questi fan di questa ragazza, che sono anche giovani, no? Che la sua token che aspettavano, a me sembra c'è un nostro ascoltatore che deve essere un eroe, perché giuro, scrive, poi ognuno si diverte come può. Ciao, ho mandato a tutti i miei amici Fartcoin, ovviamente nessuno ha comprato a parte me. Dovevano credere in me quando gli dicevo che Scorreggia Coin sarebbe andata a 1 miliardo. Ora sono ricco grazie a una scorreggia. Ma è lì, però allora io dopo non entro nel merito, ma non è vero, è tutto, no, però è un po' come il gioco della sedia, no? Sì. Questa roba qua è il gioco della sedia, magari uno entra, no? Si riesce a fare, magari in un giorno ha fatto più 60%, uno ci ha messo, non so, 10.000 euro, poi ci ha preso 6.000 euro, no? Ed è il re. Poi uno entra, ce ne mette quando altri 10 e poi si azzera e rimane fregato. Però non è che questo investimento, questo è casino, non so, come giocare al Superenalotto. Se dopo uno dice vabbè, ho giocato al Superenalotto, ho guadagnato, però di che stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla. Quando invece magari io reputo e stimo, mi dispiace molto di più quello che investe in maniera responsabile, che magari si studia un'azienda, ci investe e ci perde magari, però ha investito sull'economia reale, non ha investito su questa roba qua. Mi dispiace, ma queste speculazioni non è investimento. So che in questo momento vieni preso per chi commenta queste cose come sei considerato un pollo, no? Ma io ho fatto i soldi con questa roba qua. Va bene, finché va, finché la barca va, però come dice Warren Buffett, si vede chi nuotava nudo quando la marea cala, quindi auguri, insomma, chi fa questo tipo di investimenti, magari a uno gli va bene e ad altri 50 gli va male. Quelli che hanno investito nella ragazza hanno perso. Comunque se hanno investito 490 milioni
poi la roba ha perso il 90%, vuol dire che c'è un rapporto 1 a 10, no? Quindi vuol dire che certo. c'è gente che ha perso il 90%, e magari, come sempre succede, no? Su queste cose qua, perché dico siamo in bolla, no? Su sta roba qua, perché quando tu senti la storia positiva di quello che ha guadagnato, no? Che si era dimenticato no? la cripto sull'OSB e poi adesso c'è 1 milione, e poi però c'è anche la storia non raccontata di quei milioni e milioni che invece ci hanno perso i soldi, e questi però non li senti, questi non vanno a dirlo, no? Perché poi c'è anche come se l'oblio della perdita, anche spesso in molte truffe succede questo, tanti non denunciano, ma anche per non far sapere in famiglia magari che gli hanno fregato i soldi, uno sta zitto, no? E a bozza. Anche in tante situazioni di questi, molto spesso questi rider, questi soggetti, no, che poi vengono inquisiti, ma le truffe sono molto più ampie. Però c'è sempre la ricerca di intanto investire dove dove uno non ci capisce niente, e poi farci da guadagno. Però mi dispiace, ma la fraudulenza coin per me rimane comunque una colossale fregatura, e secondo me siamo in bolla e prima o poi verrà fuori sta roba qua. Appunto, decisamente. Antonio, senti, la prossima settimana noi ci ritroviamo, di che cosa teniamo sott'occhio in queste 168 ore? Oltre alla flautolenza coin, no? E altre, vediamo se usciranno altre stranezze coin. Sicuramente da capire molto, cioè il dollaro si sta rafforzando molto in questi giorni, ad esempio rispetto al Brasile. È da capire anche un po', voglio anche un po' che ragioniamo magari la prossima settimana, se ne avremo il tempo, sull'operazione Milei, cosa sta facendo in Argentina, perché c'è tutta una serie di troll, di cose che stanno dicendo che c'è la fame dilagante in Argentina dopo che Milei ha fatto un po' di contenimento della spesa pubblica. Invece magari entriamo un po' nel merito, vediamo un po' di numeri, vediamo un po' cosa sta facendo Milei, no? Perché molto tutto sto male forse non lo sta facendo, perché è stato votato, quindi se la gente sapeva cosa andava incontro. Quindi questo un po', Antonino, sarà il menù della prossima settimana. Eccellente, e come dice lui, viva la libertà, carajo, viva la libertà, cacchio. È sempre viva Radio Libertà. Grazie a te, Antonio, ciao. Grazie a voi. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Va bene, noi qui evitiamo delle battute perché francamente Scorreggia Coin ci porterebbe a fare delle battute da avan spettacolo, che non è il caso. Chiudiamo qui la nostra trasmissione, vi ringrazio come sempre. Domani puntata numero 900 di Zoom, insomma, permettete un po' di commozione, un po' di legittimo orgoglio, se posso. Ci ritroviamo domani, allora sarà una grande giornata di festa, alle 18.05 trattabili, se avete voglia di essere dei nostri, per la 900ª volta. Ci salutiamo con Diritto e Rovescio di Pierluigi Magnaschi, che non abbiamo potuto mandare all'inizio della trasmissione, ma lo mandiamo adesso. E poi ci salutiamo con Donatella Rettore, Di notte specialmente, del 1996. Grazie a tutti voi come sempre, e ricordate per l'899esima volta che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. È stato rovesciato con grande facilità l'orribile regime sanguinario di Assad in Siria. Il leader degli insorti, al-Jolani, ha preso il potere sconfiggendo soprattutto la Federazione Russa e il regime iraniano dei mullah.
Anche se sarà difficile, come è successo ad esempio con la defenestrazione di Gheddafi in Libia, c'è chi teme che anche in Siria si possa cadere dalla padella alla brace. Al-Yatani infatti dichiarò 20 anni fa in un video che è stato ora ripescato: combattiamo per stabilire la legge islamica. Non ci sarà posto da noi per infedeli come sono i musulmani sciiti, i drusi, i cristiani e gli alaviti del presidente Bashar al-Assad. Al-Yatani aveva giurato per Al-Qaeda e parlava da vero jihadista. Adesso, di fronte a questo video inquietante, Al-Yatani dice: a 20 anni pensai in un modo, a 40 anni si cambia. È umano. Non c'è da sperare che abbia cambiato parere sul serio. Lo sapremo presto. Avete ascoltato